Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. L'annuale rendiconto regionale dell'INPS conferma due grandi problemi: il progressivo impoverimento della popolazione e il costante invecchiamento della stessa. Questi dati vanno a sommarsi alla disomogenea distribuzione dei residenti sul territorio e alla bassa densità abitativa. Sono 427.000 le pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti che rappresentano gli assegni più modesti erogati dall'INPS nell'isola. Il report evidenzia un panorama sociodemografico, ma anche lo scorso anno ha visto in diminuzione il rapporto tra decessi e nascite, con un saldo sempre più negativo. La percentuale di over 65, che rappresentano il 26,8% della popolazione regionale, resta costante rispetto ai 12 mesi precedenti, mentre la speranza di vita migliora costantemente e l'incidenza dell'immigrazione sul totale della popolazione è sensibilmente inferiore al dato nazionale. Con riferimento al mercato del lavoro, i dati del rendiconto dell'Istituto di Previdenza evidenziano un prodotto interno lordo in aumento, con un saldo netto occupazionale più positivo, ma accompagnato da una riduzione delle assunzioni a tempo indeterminato. L'indice di impiego della forza lavoro evidenzia anche settori di maggiore rilievo, quali il commercio, le istituzioni dello Stato, il settore finanziario, quello dei servizi di alloggio e la ristorazione. Un dato significativo si conferma la riduzione del numero delle imprese, accompagnato dal contemporaneo aumento del numero medio degli addetti. Apriamo questa nuova puntata di Panorama Sardo in piena attualità. Stamane è stato presentato il rendiconto dell'INPS, un appuntamento annuale. Sono con il direttore regionale. Partiamo da un dato, direttore. C'è una diminuzione della popolazione di 11.592. Continuiamo a diminuire e aumentano i problemi. Il dato, diciamo così, la diminuzione della popolazione residente in Sardegna è condizionata da due elementi. Il saldo negativo, ma questo è un dato nazionale o europeo direi, no? Tra le nascite e le morti, e poi il dato relativo all'immigrazione. In Sardegna c'è una maggiore incidenza del fenomeno emigrazione rispetto all'immigrazione, parliamo però di poche decine di migliaia di unità. Per quanto riguarda il saldo invece tra nascite e morti, diciamo, è vero che si continua a diminuire, ma rispetto al passato si è attenuata questa tendenza. Quindi si diminuisce, ma ad un tasso inferiore rispetto al passato. Siamo comunque nell'ambito di quelle che sono le medie nazionali ed europee. Con la diminuzione della popolazione si segnala un dato importante: la diminuzione dei giorni necessari per l'operatività concreta dell'INPS in Sardegna. Non la vedrei in questi termini. L'INPS si adegua a quelle che sono le evoluzioni.
quindi anche l'evoluzione del panorama sociodemografico. Quindi di fronte a quelli che sono fenomeni di un certo tipo l'INPS procede di conseguenza. Infatti noi stiamo cercando di rafforzare la presenza sul territorio e non di ridurla. Ecco, noi volevamo sottolineare la velocità di esecuzione del lavoro quotidiano. Ma la velocità di esecuzione, ormai gran parte delle prestazioni le eroghiamo entro i 30 giorni, qui in Sardegna non era mai capitato in passato, quindi tranne qualche prestazione specifico particolare riusciamo a far fronte a quelle che sono le esigenze della popolazione. Cresce l'età media degli abitanti di quest'isola? È nella media dell'età media nazionale, quindi non, diciamo così, non è un fenomeno eccezionale rispetto a quelle che sono anche altre regioni. C'è da dire che però l'aumento dell'età media richiede a noi INPS di adeguarci e quindi cercare di essere vicini a quelle che sono soggetti o comunque fasce di cittadini tra virgolette deboli, e quindi dobbiamo organizzarci di conseguenza. Se dovessimo individuare una novità nel rendiconto che presentate oggi? La novità, allora il dato positivo, diciamo, più che novità è sicuramente, diciamo così, a parte l'aumento del PIL sardo, che quindi già di per sé è un dato positivo, ma l'aumento dell'occupazione. C'è stato un considerevole aumento, diciamo così, di quella dell'occupazione, tanto è vero che il tasso di disoccupazione è sceso da 10,4 mi sembra all'8,3%, quindi è un dato sicuramente positivo, anche se a fronte di questo dato c'è un aumento di quelli che sono i contratti a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato, ma anche questo rientra nell'ambito di quella che è diciamo così, un trend nazionale. Quali sono i programmi sui quali state lavorando per il 2026? Il 2026 andrà in continuità con quello che è il 2025, quindi potenziamento della presenza sul territorio. Poi c'è diciamo così, tutta la sfida della nuova invalidità civile da affrontare. Noi siamo partiti con Sassari, si prevede quella che è un'estensione di questo tipo di attività in INPS anche per quelle che sono altre province, ma questo poi a deciderlo è chi fa le leggi. Andiamo alle conclusioni del vostro rendiconto, le ultime righe. Voi sottolineate il fatto che è diminuito il numero delle imprese, ma è aumentato il numero degli occupati. Quindi ciò vuol dire che è aumentato il numero degli addetti per ogni azienda che viene valutata. Diciamo che c'è un trend particolare qui in Sardegna. A fronte di quello che è un tessuto aziendale che è incentrato essenzialmente sulle piccolissime imprese, quindi le microimprese da 1 a 9 dipendenti, questo trend si sta invertendo. Rispetto già all'anno prima abbiamo una riduzione delle piccolissime imprese, un aumento delle imprese piccole, medie e medio-grandi. Tant'è vero che a fronte, diciamo così, di questa riduzione c'è un aumento dell'occupazione, quindi un attimo anche quello che è il tessuto aziendale della regione si sta dimensionando in modo differente, che non è una cosa negativa. Ed eccoci alla Presidente Arba. Leggendo il vostro rendiconto si confermano i problemi di sempre. Diminuisce la popolazione, invecchia sempre di più, siamo arrivati a una media che sta andando verso il 27% di over 65. Cosa comporta questa problematica? Questo sì, abbiamo una diminuzione, diciamo un saldo negativo per quanto riguarda la popolazione, però ci sono molti segnali positivi che possiamo leggere dal rendiconto, quale ad esempio l'aumento del PIL del 3,6% rispetto al 3,20% del nazionale e quindi questo ci fa ben sperare anche per il futuro, anche perché c'è un saldo occupazionale positivo e quindi anche questo è un altro dato positivo che in prospettiva speriamo si possa ripercuotere anche nel 2025. E certo la popolazione invecchia, ovviamente l'INPS si riconferma ancora una volta il massimo erogatore di reddito in Sardegna perché raggiunge 1/3 della popolazione complessiva, viene sostenuta dall'INPS.
E la chiusura di questo speciale dedicato al rendiconto dell'INPS la facciamo con chi vigila a livello nazionale, una nostra vecchia conoscenza, ma vogliamo sapere da lei qual è oggi lo stato di salute dell'Istituto di Previdenza. Buono, lo è da un punto di vista dell'attività, e non lo dico in maniera autoreferenziale perché il nostro compito è appunto vigilare, ma vediamo dai dati che complessivamente anche in questa regione gli andamenti della produzione, la qualità del servizio tende a migliorare grazie alla competenza del personale, nuove tecnologie, cose di questo tipo. Anche se i problemi naturalmente ci sono e vanno affrontati. Qual è quello più grande? Ma adesso abbiamo questa grossa sfida che riguarda la disabilità, perché è una riforma che cala in una situazione che in alcune realtà era già abbastanza pesante, compreso alcune realtà della Sardegna. Cioè i tempi di attesa per avere le visite mediche da parte delle persone che chiedono di un riconoscimento come invalado civile. La riforma mette ulteriormente in tensione l'istituto per le cose che deve fare e lì è una criticità, ad esempio. Altre cose possono essere i temi dell'accessibilità all'istituto. Noi con le nuove tecnologie abbiamo più canali di accesso, naturalmente dal web al call center, però soprattutto in realtà decentrate di piccoli comuni, di realtà montane, eccetera. Abbiamo bisogno di favorire sempre di più l'accesso dei cittadini, soprattutto quelli che hanno meno strumenti, ai nostri servizi, e anche lì ci stiamo un po' impegnando. Ad esempio di recente abbiamo firmato un protocollo con l'ANCI per creare il punto utente voluto, cioè nei comuni soprattutto nei comuni un po' più decentrati, più lontani, avere la possibilità di recarsi in comune e il comune ti mette in contatto col funzionario competente dell'istituto. È un buon vantaggio, soprattutto per gli anziani, per le persone che non hanno magari in quel territorio neanche un patronato a cui rivolgersi. Quindi i problemi, diciamo, ci sono su tutto il sistema dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori pubblici, perché con l'unificazione dentro l'INPS di tutte le gestioni pubbliche erano sistemi molto diversi fra loro e ancora non siamo in grado di far dialogare le varie posizioni contributive in maniera efficace, e quindi lì ci sono a volte dei problemi che in gran parte fra l'altro non derivano dall'istituto, ma soprattutto dagli enti datori di lavoro che pensiamo alla scuola ad esempio, non è sempre attrezzata ad aggiornare i dati e trasmetterci in tempo utile. Parliamo di immigrazione. In Sardegna questo dato è costante, mentre a livello nazionale aumenta. Che importanza ha per l'Istituto di Previdenza? Per la verità i flussi migratori negli ultimi 10 anni c'è stata una tendenza, anche al di là del Covid, invece in calo, cioè quella regolare mi riferisco. L'immigrazione verso l'Italia è un fenomeno che comunque continua, qualche centinaia di migliaia di persone all'anno, però è un fenomeno che tendenzialmente in questi ultimi anni è stato in calo. Invece è aumentata di molto l'emigrazione, cioè le persone che dalle nostre regioni, dal nostro paese va in altre, soprattutto giovani e soprattutto in certe realtà del paese, soprattutto del meridione. Quindi sono fenomeni che vanno governati, perché l'emigrazione per un ragazzo può essere un'opportunità, fa un'esperienza, poi ritorna, ma purtroppo a volte non è così, è una scelta a cui uno è costretto e quando uno parte spesso non torna. Ed sono risorse umane, capitali che se ne vanno, è un patrimonio che si perde. L'immigrazione, se va gestita bene, ma è una cosa indispensabile per il nostro Paese, perché col calo demografico che abbiamo, che è inesorabile, e non c'è nessuna politica in sostegno alla natalità che possa compensare questo calo. Politiche di sostegno alla natalità vanno fatte perché le famiglie, le donne devono essere in condizione di essere libere, di poter scegliere se fare figli o non farli e non di avere costrizioni economiche di vario tipo che gli impedisce di poter fare queste libere scelte. Ma in ogni caso, anche se funzionassero queste politiche, rimane sempre un problema. Noi abbiamo bisogno anche qui di 300-400 mila persone all'anno da inserire come lavoratori, perché soprattutto l'INPS ha bisogno di persone che lavorano e che contribuiscono, perché noi abbiamo un sistema di ripartizione. Le pensioni di chi oggi è in pensione vengono pagate di chi lavora oggi, e siccome
dobbiamo garantire questo gettito, abbiamo bisogno di tenere alto il livello di produzione, di economia di lavoro, non solo in termini di posti di lavoro, perché i posti di lavoro anche adesso stanno aumentando. Il problema è che aumentano i posti di lavoro ma non aumenta adeguatamente il gettito contributivo. Cosa vuol dire? Che il lavoro che si crea è prevalentemente un lavoro povero, non discontinuo, e anche chi ha contratti di lavoro a tempo indeterminato, le paghe in molti settori, non in tutti, sono molto basse. E quindi questo è un problema che riguarda ovviamente queste persone, riguarda l'economia in generale e riguarda anche l'istituto, perché naturalmente abbiamo bisogno in prospettiva, per garantirci una solidità una stabilità che comunque avremo. L'INPS, i conti sono in ordine e saranno anche i prossimi anni, quindi non c'è un problema di tenuta del sistema, però se vogliamo garantire comunque un equilibrio accettabile, quelle politiche che portino a una qualità dello sviluppo, qualità del lavoro, qualità dell'impresa, sono fondamentali. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Settant'anni sono un traguardo prezioso per la nostra famiglia. Nostro padre Ercole ha dato tanto a questo territorio, ma altrettanto ha ricevuto. Per questo, da 3 generazioni, il nostro impegno è quello di restituire alla Sardegna parte di ciò che ci ha donato, sostenendola con riconoscenza e dedizione. Sono parole di Alberto Cellino, che ha aperto una serata che per molti versi è un passaggio importante verso un percorso che continua a livello internazionale.
È il 1955 e a Salluri, terra del grano e del pane, in Marmilla, inizia la storia del gruppo Cellino. L'azienda trainata dalla seconda alla terza generazione festeggia i suoi primi 70 anni di attività con un progetto multimediale ed editoriale tra foto e video, interviste, 70 anni di storia. Una vita in Sardegna, un racconto corale per valorizzare l'isola attraverso le voci e i volti di chi la abita, la custodisce e la porta nel mondo. L'applauso ve lo fa la comunità di Salluri che rappresento, che ho l'orgoglio di rappresentare, lo fa alla famiglia Cellino, alla vostra impresa, perché ve lo meritate tutto, tutto. E voglio dire anche il perché, avete parlato di vostro nonno, no? Io venendo qua ho parlato con mio padre che ha quasi 90 anni e mi ha raccontato insomma che il signor Ercole Cellino, quando è venuto a Salluri, non perdeva un minuto per partecipare alla vita di comunità di Salluri. Cioè la famiglia Cellino, l'impresa Cellino non è solo impresa, non è solo azienda, rappresenta per Salluri un valore inestimabile della comunità. L'ha rappresentato tuo padre, Alberto. Mio padre stesso mi diceva che lui partecipava a tutte le attività comunali, cercava di dare suggerimenti, di partecipare. E l'avete fatto anche voi. E lo fate anche voi ogni giorno, cioè il vostro valore per noi, che faccio qui un saluto pubblico, è un valore di comunità. La vostra presenza a Salluri rende Salluri più grande, rende i salluresi orgogliosi, perché voglio dire a tutti, visto che ci sono tanti non salluresi, che Salluri come nome è Sullori, cioè il nome di Salluri, Sullori, il grano. E allora forse su di voi, da vostro padre, vostro nonno, si è concentrata quasi una, come dire, la perfezione di ciò che può augurarsi un territorio, di avere una famiglia, una tradizione, un'impresa, dei collaboratori, degli agricoltori che fanno con voi squadra. E per la nostra comunità è fonte di orgoglio, siete una certezza, una sicurezza. Io vi ringrazio a nome dei salluresi, faccio il contrario, ringrazio voi a nome dei salluresi, complimenti e auguri per quei 70 anni, li avete regalati a Salluri, a partire da vostro padre, a voi e oggi a Michele e Matteo. Auguri di cuore e grazie da parte di Salluri. I rapporti con le persone, con i sardi, sono rapporti che sono indissolubili e si può veramente creare una bella rete sociale con i sardi. Questa credo che sia una cosa vera. Per noi la cosa più importante è l'unità, la famiglia. Sarà che lavoriamo in famiglia e il lavoro è sempre stato famiglia connesso, è molto difficile scindere. Entrare nelle aziende e sapere che chi lavora con noi si sente in famiglia, si sente a casa, si sente libero anche di esprimere le loro potenzialità, è la cosa più bella che si possa vivere. Io penso, per come sono fatto, che quando un essere umano è in armonia con il suo contorno, con le persone che ha attorno, è un essere umano che è propenso a innovare e a migliorarsi. E poi se apprezzi, come quello che per fortuna sta capitando a me e Michela, apprezzi com'è l'azienda, come sono le persone che la compongono e quello che è il nostro obiettivo di far del bene al sociale e far del bene a quella che è anche la sostenibilità ambientale, fai le cose con col sorriso. Quello che è capitato a noi quando papà è venuto a mancare, il consiglio che avrei voluto ricevere in quel momento era: tanto era forte il dolore, trasforma il tuo dolore in opportunità, perché lui meritava questo, essere gratificato dalla conservazione di quello che lui aveva fatto per noi. E da quel momento abbiamo sempre cercato di salvare e di mantenere e di migliorare e di far crescere quello che lui aveva portato avanti per noi sino a quel momento. Come sempre mi diceva mio padre, alzati presto la mattina e pedala e rimboccati le maniche e vai avanti. Questo è sempre stato ed è un consiglio e una preparazione che lui mi ha fatto in maniera sempre molto propedeutica a quello che sarebbe stato il futuro. Michele Cellino, la passione come elemento fondante, quasi lievito per stare nel vostro settore, che alimenta e fa nascere il pane, le forme, l'intuito, la passione. Insomma, quello che è stato sottolineato da tuo padre, da tua zia, da tuo zio.
Per te cos'è la passione nel mondo della semoleria, del frantoio, del grano, degli agricoltori? Ma in realtà per me penso che la mia passione sia estendibile a tanti ambiti, nel senso che, come dico spesso, la cosa più importante per me è l'unione e la comunità, quindi entrare dentro le nostre aziende, vedere famiglia, perché la nostra famiglia non siamo io, mio fratello e mio padre, per noi la famiglia è chi collabora con noi da tantissimi anni. Per me quella è la mia passione è entrare dentro le aziende e vedere che c'è questo senso di unione, di famiglia e di sentire la maglia della squadra addosso. Ecco, però nel periodo dell'intelligenza artificiale, dell'innovazione tecnologica, che voi come impresa seguite con grande attenzione, delle varie filiere di qualità che avete impostato nel fare impresa. Ecco, in questo momento cosa succede? Qual è la sintesi tra questo sentimento di famiglia, di unità, di gruppo e quello che le tecnologie e il mondo dell'impresa ti impone? Ma insomma, come l'uomo è solito fare, nell'evoluzione ci si adatta, quindi anche noi stiamo cercando di integrare un po' tutte le tecnologie, l'intelligenza artificiale, che devo essere sincera, è un mondo ancora oscuro e complesso, oscuro nel senso non conosciuto, Acerbo, acerbo. Sicuramente io ho tanto da imparare sotto questi punti di vista, però insomma andiamo avanti, cerchiamo di valorizzare sempre l'essere umano, che senza l'essere umano anche l'intelligenza artificiale non va avanti e vediamo cosa ci riserverà il futuro. L'ospitalità, come qualsiasi altro messaggio che la nostra famiglia cerca di mandare, è sempre quello dell'essere se stessi, di promuovere la terra in ogni modo, in ogni situazione. E la terra inevitabilmente significa noi sardi, per cui cerchiamo di dare sempre il vero volto e una vera voce a noi sardi, che abbiamo una bella voce ed è giusto che si faccia sentire. Alberto Urpi, sindaco di San Luri. Signor sindaco, lei ha portato il saluto della comunità, in quanto ha spiegato che nei 70 anni della famiglia Cellino è andato a grattare anche dalla memoria di suo padre, quando Ercole Cellino è arrivato qui poco più che ragazzino, aveva dentro questo voler essere inserito, voler capire come i sanluresi fossero operativi, operosi, attenti al territorio. È così o c'è qualcosa ancora dietro? No, c'è la passione di questo ragazzo, Ercole Cellino, che è arrivato a San Luri, si voleva, come dire, accreditare sempre di più nella nostra comunità, nella comunità di allora. E lo ha fatto talmente tanto che ha realizzato una grandissima azienda che ancora oggi dà soddisfazione a tanti lavoratori, a tanti agricoltori, a tanti occupati, e che non solo fa impresa, ma fa anche un lavoro culturale nella comunità, un lavoro sociale, di crescita per la nostra comunità. E per San Luri questo è fonte di grande orgoglio. Ho semplicemente detto che la nostra comunità riconosce alla famiglia Cellino l'impegno che è profuso fin da 70 anni, e non solo da oggi con i risultati aziendali, con i bilanci, con i fatturati, ma è un impegno culturale, sociale e di amore verso questo territorio, verso questo comune, e io non posso che rendergliene grazie, non potevo che raccontarlo. Il saluto della comunità, ma anche quel tipo di visione che deve avere un amministratore pubblico. Lei da primo cittadino individua un'azienda, vede come si inserisce nel territorio, che tipo di cultura ha. Dovesse raccontarla, questa è la famiglia Cellino, cosa direbbe? Direi che è innovazione tecnologica, tradizione, amore per il territorio, famiglia, felicità, ottimismo, voglia di impegnarsi e voglia di restituire alla comunità ciò che magari la comunità ha dato e dà a questa grande azienda della famiglia. Ma non solo a San Luri, la famiglia Cellino si occupa di grano a 360 gradi in Sardegna, quindi credo che ci sia un rapporto con la Sardegna, con i sardi da questo punto di vista, e con la terra della Sardegna. Quindi io credo che sia un grande valore culturale, un grande valore quasi affettivo di attaccamento tra la Sardegna e una classe imprenditoriale, tra cui ci sono anche loro, che fa bene alla nostra isola. Alberto, tu hai detto che il messaggio di tuo padre era al mattino: alzati, vai avanti, non arrenderti mai. L'hai trasmesso ai tuoi figli, perché questa è la fotografia che date di una famiglia molto operosa e molto sul pezzo, che non ha tempo per guardarsi allo specchio, e tu esporti in 54 paesi. Se ti guardi allo specchio, cosa vedi? Il mondo. Scusate se sorrido così, eccetera. Cosa vedo? Vedo la voglia di lavorare, la voglia di far diventare grande la Sardegna,
di dare occupazione in Sardegna a questi meravigliosi uomini e donne sarde che ci sono, perché abbiamo della gente veramente forte e capace. È una terra che è ricca di amore, di storia, di mistero, e noi nel nostro piccolo cerchiamo di portarla in giro per il mondo. Giorgio diceva, tuo fratello Giorgio diceva che in realtà tuo padre arriva nel 1953, poco più che un ragazzino. Ecco, da allora voi avete fatto una sfida su diversi campi, ad esempio l'innovazione tecnologica, la decorticazione, l'essere inseriti in un circuito. Dove ti vedi tra 10 anni? Ma io spero intanto di essere vivo e di aver pagato tanti debiti, e questo è già è un obiettivo che abbiamo. L'altro obiettivo fra 10 anni. Dove va il mondo della cerealicoltura, della semoleria? Come la vedi? Da imprenditore te lo chiedo. Stiamo vivendo un momento molto difficile, molto difficile. Chi vuole lavorare la terra è sempre meno gente. La terra oggi non paga il sacrificio che un uomo ci mette. Anche i rischi probabilmente. Però questo è un discorso molto delicato. Io faccio una battuta, l'ho fatta anche in altre occasioni. Qui stiamo parlando di digitalizzazione, di intelligenza artificiale, di tecnologia, di innovazioni. Ma ragazzi, tra 10 anni chi andrà a coltivare la terra? Chi ci darà da mangiare? L'intelligenza artificiale? Non penso proprio. Ci può aiutare, ma ci vogliono uomini e donne che continuano a lavorare la terra. E se noi non sosteniamo queste persone, è un futuro molto triste, lo vedo molto buio. Pagheremo dazio, dici, ci sarà dal punto di vista socio-economico una situazione molto critica. I dazi di Trump non saranno nulla a confronto. Non saranno nulla a confronto. Ecco, anche tua sorella Lucina ha scomodato la passione, l'avete identificato come l'elemento fondante di questa impresa, di questo modo di fare intrapresa di tuo padre e della vostra famiglia. Quanto la passione deve animare e deve esserci dentro chi sfida la terra, le stagioni? Tutti i giorni, tutti i giorni. Se non hai quell'energia, quella fiammella che è sempre accesa dentro di te, che ogni mattina ti fa alzare per continuare e perseguire la tua battaglia e tenere in piedi ciò che la terra ti dà, non vai da nessuna parte. E il giocattolo si rompe? Assolutamente sì.
Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Da sempre Sharper offre l'occasione per condividere con il pubblico più ampio la passione che anima il lavoro quotidiano di ricercatori e ricercatrici, con attività rivolte a pubblici di ogni età, laboratori interattivi nei quali sperimentare, toccare con mano prototipi, ascoltare storie affascinanti di ricerca e innovazione, attività dedicate ai giovani, attività ludico-educative, laboratori e percorsi pensati per diverse fasce d'età, dai più piccoli dai 3-5 anni ai bambini di 6-11 anni fino agli adolescenti dai 12 ai 17 anni.
7 anni. Talk per momenti di condivisione e dialogo tra ricercatori e pubblico, pensato per raccontare in modo accessibile e coinvolgente temi scientifici di grande attualità o rilevanza sociale. Ampio spazio quest'anno anche per le azioni legate all'inclusione. Il Cagliari Accessibility Lab ha presentato percorsi dedicati all'accessibilità e all'inclusione con attenzione agli aspetti fisici, sensoriali, cognitivi e culturali. Il Polo Universitario Penitenziario invece è protagonista di iniziative sul tema delle transizioni, declinate in prospettive ambientali, sociali, digitali e di genere, con la partecipazione delle case circondariali di Utta e di Massama. Come ogni anno cerchiamo sempre di trovare dei meccanismi differenti. Comunque è una edizione che vede una partecipazione incredibile non soltanto di ricercatrici e ricercatori, ma veramente di tante persone che si sono avvicinate, che si stanno incuriosendo, dai bambini agli adulti. È anche un modo per portare fuori dall'università, dalle nostre aule, dai nostri laboratori, portare anche un messaggio su che cosa si fa all'università, su che cosa si fa nei centri di ricerca e chi fa ricerca può poi essere di stimolo importante per il progresso. Che scenario ha trovato? Adesso può fare un bilancio dopo diversi anni insomma, di carriera da rettore. Che interesse ha trovato in Sardegna nei confronti della scienza vasta? Ma crescente, questa è una cosa importante, questa è un po', se vuole, anche la fortuna che abbiamo. Ognuno di noi prende per alcuni anni il comando di una nave, di una barca che è stata già ben condotta, e l'obiettivo è quello di aiutare chi viene dopo a condurla ancora meglio. Questo, devo dire, è proprio nello spirito del ricercatore in generale, quello di lavorare non per se stesso ma immaginando cosa stai lasciando agli altri. Senta, che tipo di interesse della donna riscontra nelle iscrizioni nelle materie scientifiche all'università, le discipline scientifiche, se può elaborare una stima? Sicuramente questo è un tema che è di interesse nazionale ma internazionale, è fortemente in crescita. Il vero problema, a mio avviso, non è tanto in quante si iscrivono, si avvicinano, ma in quante poi riescono a fare carriera, nel senso che mentre può esserci, anzi c'è, un meccanismo di favore nell'entrare, no? Quindi un'accoglienza importante, può esserci un grosso rischio dovuto a retaggi, dovuto a tutta una serie di cose, un grosso rischio che poi dopo le donne sono frenate dopo, e quindi il grande lavoro da fare è quello che il nostro Ateneo sta facendo fortemente, è quello di attenzione, di sorvegliare anche tutta una serie di meccanismi e di impedire che possa accadere. Siamo in compagnia di una giovanissima STEM girl che sta presentando i suoi progetti durante la notte di ricercatori. Qual è il tuo nome? Angelica. Angelica, dove studi? Studio al De Santis de Ledda, biotecnologie sanitarie. Come mai questa scuola così scientifica, tecnologica e matematica? Allora, fin da piccola mi sono sempre piaciute le materie scientifiche, proprio mi sono appassionata, anche perché un corpo umano formato da così piccole particelle o cellule è davvero interessante e che proprio ti incuriosisce in tutta la vita. Che progetti state presentando stasera? Allora, stasera abbiamo portato i caimani, ossia degli insetti che mangiano il polistirolo. Poi abbiamo portato un progetto della mia classe che abbiamo fatto l'anno scorso, ossia le microplastiche, presenti nelle acque del mare, nell'acqua in bottiglia, nella sabbia o anche nelle patate di mare o ai gaggropoli. Angelica, voi fate tanta ricerca, tanto laboratorio, fate delle scoperte veramente importanti. Oltre degli eventi come questo e oltre al Festival della Scienza, immagino, qual è il vostro altro modo di divulgare le scoperte all'esterno, ai cittadini qualunque come me? Come fate a comunicare quello che scoprite? Allora, pubblichiamo degli articoli oppure dei giornali sulla Nuova Sardegna.
Abbiamo visto che prima eravate impegnatissimi nella spiegazione ai bambini. Cosa avete spiegato ai bambini? Cosa vi chiedevano? Allora, ci hanno chiesto innanzitutto, a me nello specifico, hanno chiesto che cosa sono questi animaletti, perché... Cosa sono? Cosa sono, esatto. Dico, cosa sono? Sì, sono degli insettini che sono chiamati caimani o zofobasmorio, sono in grado appunto di mangiarsi il polistirolo, grazie al loro microbiota intestinale, quindi sono in grado di degradarlo e di trasformarlo in energia per le loro attività. Come fate a riuscire a spiegare una cosa così complessa a un bambino piccolo oppure a una persona come me che è profana di nozioni di scienza? Chiaramente io lo spiego in maniera più semplice, dico per esempio che ci sono nel nostro corpo abbiamo tanti batteri per esempio all'interno e fuori del nostro corpo, nella pelle per esempio. Alcuni di questi batteri, ovviamente quelli interni a noi, sono simbionti, ovvero che ci aiutano, ovvero prendono sostanze nutritive da noi e ci ricavano dei vantaggi, tra cui appunto negli animali, ovvero in questi insettini, ricavano il vantaggio di poter degradare una sostanza come il polistirolo che non è facilmente decomponibile in altri animali. Siamo in compagnia della professoressa Laura Bifulco. Professoressa, lei è stata di recente insignita come miglior insegnante d'Italia per il Global Teacher Prize. Lei è un po' l'anello di congiunzione tra le scuole superiori e l'università. Quale scenario per la ricerca, sia per i nostri giovanissimi ragazzi delle superiori che all'università? Che ambiente sta trovando in questi ultimi anni? Dunque io attualmente sono tutor coordinatrice all'Università di Cagliari, quindi sto lavorando con i futuri insegnanti della classe 050 che è la mia classe di concorso. Lei ci ricorda una microbiologa, dico bene? Sì, esattamente, io mi occupo di microbiologia nella mia scuola, in particolare microbiologia ambientale. All'interno della nostra scuola abbiamo deciso di inserire degli aspetti di ricerca che stiamo seguendo con molti ragazzi e quindi insegnare i metodi della ricerca ai ragazzi ha un valore anche didattico fondamentale ed alcuni di loro li stiamo addirittura portando a pubblicare li stiamo facendo piccole pubblicazioni anche in riviste scientifiche e questo è secondo me un valore aggiunto enorme. Quali sono i progetti a cui è più legata e quelli di maggior successo negli ultimi anni, che l'hanno coinvolta negli ultimi anni? Il progetto che mi ha dato maggiori soddisfazioni è il progetto degli insetti mangiaplastica, grazie al quale appunto abbiamo vinto anche un premio. Con quale scuola, chiedo scusa? Col De Santis Deledda di Cagliari, col biotecnologico del De Santis Deledda di Cagliari. È stato un lavoro di 3 anni che però vogliamo ancora portare avanti ed è stato il nostro progetto di punta. Però ne abbiamo tanti altri sulle acque di Molentagius, sui microrganismi del suolo, sulle simbiosi dei microrganismi. Abbiamo addirittura ripercorso le tappe del lavoro di Giuseppe Brozzu, ritrovando il microrganismo che lui trovò nelle acque di Susicu, da cui poi è stato estratto l'antibiotico, le cefalosporine. Tra l'altro con grande tempismo, perché quest'anno ricorrono gli 80 anni dalla celebre scoperta di Giuseppe Brozzu. Senta, le faccio una domanda un po' credo consueta in questi ultimi anni, che ci stiamo riappropriando di una riflessione di genere sul discorso, sul rapporto con la scienza. Quante studentesse, vede tante studentesse, che caratteristiche hanno assimilabili tra loro? Allora, tra le studentesse sta crescendo molto l'interesse per la scienza e per le discipline scientifiche, per fortuna, e devo dire che la dedizione che mettono le ragazze la ritroviamo percentualmente in maniera maggiore tra le ragazze piuttosto che tra i ragazzi. Non dico che poi non esistano ragazzi che sono molto dotati e particolarmente acuti, però la dedizione, la cura che mettono le ragazze è veramente una cosa che aiuta moltissimo nel lavoro.
Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Nessuno lotta per la tua impresa? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Love of my soul. I don't belong to you. Valerio, Mediltech 2025 da Marini SPA a 10 km da Cagliari nell'area industriale di Sestu, una fiera di 2 giorni, oltre 1000 partecipanti, 50 stand di materiali e di soluzioni per l'edilizia, il comparto serramenti in particolare. Parliamo di un settore che mette assieme in Sardegna, quello dell'edilizia e delle costruzioni, oltre 8 miliardi di euro, un giro d'affari molto importante. Abbiamo sentito gli organizzatori di Mediltech, la famiglia Marini, e abbiamo sentito anche quello che è il parere di un assessore, l'assessore comunale all'urbanistica di Cagliari, Matteo Lecisco Cortu. Assessore, Missione Italia dà numeri molto interessanti. Le aziende che ne fanno parte, come ad esempio Marini SPA che ospita Mediltech, riciclano fino al 100% dei polimeri, fino all'85% delle barrette di alluminio. I numeri trasportati su Cagliari direbbero che si deve andare verso un modo diverso di concepire lo sviluppo urbanistico. Qual è la vostra mission?
La nostra mission è far diventare questa esperienza un patrimonio comune di tante imprese, perché è conveniente per tutti, è conveniente per l'ambiente, è conveniente per chi crede nel recupero, nella rigenerazione, nella riqualificazione. Noi dal punto di vista urbanistico stiamo puntando in modo forte sul tema della rigenerazione e rigenerare anche le materie prime, quindi non farle diventare un rifiuto da dover smaltire, ma riutilizzarle è la direzione verso cui dobbiamo andare assolutamente. I 4 quartieri storici di Cagliari sono sicuramente quelli per vetustà, perché per usura, che necessitano di maggiori interventi. Quali sono le linee guida? Le linee guida sono quelle del recupero, la riqualificazione, andare a conservare quella che è la storia, ovviamente l'immagine di quei quartieri, ma innovando e portando anche materiali nuovi in modo che la sostenibilità entri anche nei quartieri storici e in quello che è l'identità della nostra città. Si dice, lo dicono gli operatori, gli addetti ai lavori, che però ad esempio la manualità dell'artigiano che lavora il ferro, che lavora gli infissi stia andando un po' a scomparire, non c'è un trapasso generazionale. Come si risolve questo tema? Lì attraverso la formazione, da un investimento importante in formazione per i giovani che si rendano conto che quello è un settore su cui occorre investire, si può investire la propria vita perché c'è un mercato importante e c'è anche la capacità e la possibilità di trovare una soddisfazione della propria vita professionale in un mercato come quello di Cagliari, ma in tutto il mercato sardo. Mediltech 2025 in Casa Marini, una tradizione di famiglia, i vostri genitori, zii, insomma tutta una storia, proprio una sorta di piccola dynasty che sta crescendo velocemente. Oltre 1000 partecipanti del settore serramenti, infissi e non solo, una cinquantina di stand. Per la prima volta in Sardegna un appuntamento di questo genere. Che tipo di lavoro c'è dietro? C'è un lavoro di grande entusiasmo che dura da un anno, ce lo siamo studiati con grande attenzione e avevamo l'idea di fare un lavoro dove tutta la Sardegna potesse essere presente da noi, potesse entrare in relazione tutto il comparto siderurgico. L'obiettivo è quello di creare relazioni all'interno del territorio sardo. Abbiamo tanto da dare come operatori e quindi l'abbiamo costruita pensando proprio a creare una relazione tra le varie professionalità, fra le varie imprese. Quindi questo è il nostro obiettivo di base, sì, un bel lavoro. Ecco, l'obiettivo è creare questo network, creare mani che si stringano, aziende che collaborino e che guardino anche l'ecosostenibilità, perché questo è uno dei temi principali della vostra 2 giorni. In che modo vi ponete verso la sostenibilità, visto che riciclate gran parte dei materiali, si usano nuove leghe, eccetera? Beh, innanzitutto noi lavoriamo già in un settore che è riciclabile il prodotto, parliamo di ferro, di alluminio, sono materiali che sono alla base delle costruzioni nel mondo dell'edilizia, sia edilizia pubblica che privata. Questa sostenibilità per noi è al centro perché tutto ciò che facciamo anche dal punto di vista degli imballi siamo molto attenti a far sì che tutto venga fatto e utilizzato in maniera ecosostenibile e anche bello, cioè il nostro obiettivo è non solo essere sostenibili ma una sostenibilità bella, quindi appoggiamo realtà, aziende, imprese, artigiani che fanno bei lavori, quindi che si possano leggere nella città. Questo per noi è un grande obiettivo, ecosostenibilità e bellezza. Antonio Marini, il settore è in crescita, in evoluzione, voi avete oltre a questa sede di Viale Monastir, siete a Macchiareddu come centro di logistica e di produzione, siete anche a Olbia. La Sardegna nell'edilizia ripone, come dire, speranze molto forti. Qual è il termometro del vostro settore, serramenti, infissi, eccetera? Allora, sicuramente oggi sta passando un periodo un po' di difficoltà perché la mancanza degli incentivi e degli ecobonus ha creato delle problematiche del settore, quindi una diminuzione della richiesta. Però siccome le finestre si devono comunque cambiare, il mercato piano piano si sta riprendendo e i consumi stanno di nuovo aumentando.
In Sardegna si ha grande attenzione per l'abitazione. A livello nazionale il vostro summit di Missione Italia stabilisce che le aziende come la vostra aderenti hanno altissimi tassi nell'ambito della ecosostenibilità, altissimi tassi di riciclaggio, ad esempio dell'alluminio 85%, dei polimeri in PVC del 100%, insomma qual è la strada? È questa, insomma. Sì, queste sono le tematiche che caratterizzano l'edilizia non solo in Italia ma in tutta Europa. Delle leggi vincolano comunque tutti i costruttori dei sistemi a aggiornarsi con materiali ecosostenibili e riciclabili. Noi per la nostra gamma prodotti scegliamo quella tipologia di prodotti per non solo seguire le norme ma anche per un'etica legata all'ambiente e alla sostenibilità in generale. Il settore, diceva, lievita, se ne prende coscienza che comunque non ci si può fermare. Quali sono le novità dal punto di vista proprio dell'innovazione tecnologica dei materiali? Oggi ci concentriamo sui temi sicuramente dell'estetica per quanto riguarda i serramenti, con delle situazioni, delle soluzioni tecniche che danno ragione a dei profili minimali, che danno anche più luce alle abitazioni, che vengono apprezzati molto dagli architetti. Ma è vero che i fabbri, quelli di una volta, che forgiavano il ferro, stanno scomparendo? Purtroppo questo è un tema importante per noi perché il nostro impegno sempre di più e soprattutto lo sarà nel futuro, la tendenza è il programma della nostra strategia aziendale è quella di recuperare il mestiere in Sardegna, l'artigianalità e sostenere un'economia isolana che è basata sulle caratteristiche e sulle capacità di trasformazione dei vecchi artigiani e i loro figli devono imparare dai padri per poterlo fare. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. CNA, l'Associazione degli Artigiani e delle Imprese Italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Setrand, settore ecologia.
Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Love of my soul. Nel fine settimana è sbarcata in Sardegna la Formula 1 del mare, le tavole capaci di raggiungere i 40 nodi e di assicurare spettacolo ed emozioni. Si concluderà domenica nelle acque del Golfo degli Angeli, nel litorale di Quartu, l'evento che decreta i campioni del mondo del kitesurf. Il Poetto si conferma sede dei grandi eventi della vela internazionale, organizzato da GL Sport con la collaborazione tecnico-sportiva di Kia Wind Club con il patrocinio dell'assessorato regionale del turismo. L'evento si disputa sotto l'egida di World Sailing, la Federazione Internazionale della Vela, e ICA, la Federazione Internazionale di Kiteboarding, oltre alla Federazione Italiana Vela. È la grande sfida verso i Giochi Olimpici di Los Angeles, la nona edizione del Sardinia Grand Slam, campionato del mondo di Formula Kite, la tavola volante che lo scorso anno ha debuttato ai Giochi di Parigi. Il quartier generale della manifestazione è stato allestito nel tratto di spiaggia dello stabilimento balneare Blue Sky. A difendere il titolo di campione e campionessa del mondo saranno rispettivamente Maximilian Meder, singaporiano medaglia di bronzo olimpica, e la francese Lauriane Nolot, che dovrà vedersela con la medaglia d'oro di Parigi 2024, la britannica Ellie Albridge. L'evento è visibile in tutto il mondo con servizi quotidiani e speciali dedicati. Sono previsti inoltre highlights a fine giornata diffusi sulle piattaforme Facebook e YouTube. I mondiali di kitesurf sono una straordinaria opportunità per la nostra città, per il nostro territorio, e come amministrazione comunale non possiamo che essere orgogliosi di ospitare un evento di rilievo internazionale come questo. Già da diverse settimane sono appunto presenti gli atleti che hanno iniziato ad allestire appunto la spiaggia, hanno iniziato gli allenamenti, ed è bellissimo vedere tutto questo fermento che c'è appunto nella nostra spiaggia. La città di Quartu è una città che ha tutti i requisiti per candidarsi come città dello sport, sia per la posizione strategica, il suo litorale bellissimo al centro del Mediterraneo, ma anche come golfo, perché si presta proprio bene a quelle discipline sportive di mare e di vento, e quindi eccoci qua. Per quel che riguarda invece anche il coinvolgimento dei più giovani, ci sono due progetti, uno di inclusione e l'altro invece che coinvolge gli studenti del Porcusatta.
Sì, esattamente. Il coinvolgimento appunto sarà trasversale, naturalmente, oltre alle attività produttive in generale, le attività ricettive, anche la cittadinanza e le scuole, in particolare la scuola di indirizzo sportivo Porcussata di Quartu Sant'Elena, che proprio per la sua particolare vocazione e d'accordo ovviamente anche con la dirigenza scolastica e tutti i docenti, verranno coinvolti attivamente appunto in questi giorni del mondiale, a partire dalla cerimonia inaugurale dove gli studenti appunto ambasciatori dello sport della città di Quartu, e poi tutte le attività che andranno a svolgere assieme a stretto contatto anche con gli atleti, e quindi insomma potranno anche fare delle interviste, lavorare, raccogliere tutte le informazioni da riportare a scuola, e qualche docente ci ha anche proposto di raccogliere tutto questo materiale per trasformarlo poi in una tesi. Un grande evento che ci fa davvero piacere poter riportare in Sardegna, è un sport estremamente spettacolare, coloratissimo, riempirà di colori il Poetto di Quartu, con i più grandi atleti a livello internazionale. È uno dei 6 eventi iridati che quest'anno la Sardegna ospita, ai quali aggiungiamo anche l'acquabike di Olbia. Quindi la Sardegna sempre più si candida ad ospitare eventi mondiali legati al mondo degli sport acquatici, e questo porta a un ritorno diretto in termini di partecipazione di atleti e di entourage, ma anche indiretto in termini di veicolazione dell'immagine del brand della Sardegna, davvero importante, che rafforza quel binomio Sardegna, sport, mare, che da sempre caratterizza la nostra isola. Beh, un grande spettacolo, perché comunque è il campionato del mondo assoluto, quindi ci sono i migliori atleti al mondo di questa disciplina olimpica, e penso che sia interessante anche per chi non è appassionato avvicinarsi e vedere di cosa si tratta, perché un po' è la Formula 1, sì, il campo di regata, proprio per il fatto che siamo verso alla fine del Poetto, è molto vicino alla spiaggia. Poi chi ha la possibilità può uscire in gommone nel perimetro senza entrare nel campo di regata e apprezzare ancora meglio, insomma, le capacità degli atleti e la velocità che raggiungono. Il grande evento, il CONI deve essere vicino, perché il CONI rappresenta tutte le federazioni, quindi è vicino, molto vicino, anche perché questo è un evento internazionale, un evento molto importante che dà lustro alla Sardegna, dà lustro alla Federazione Vela e quindi dà lustro anche al CONI. Io sono orgoglioso perché questo mese la Federazione Vela organizza veramente degli eventi straordinari, e credo che questo sia una cosa molto bella e soprattutto sia una cosa che inorgoglisce un po' tutti i praticanti, ma anche i non praticanti, perché la vela è una disciplina fantastica e poter noi ospitare questi grandi eventi credo sia un segno di grande cultura sportiva, ma soprattutto è molto importante per i nostri giovani, per la crescita di questa disciplina. In primis questo è il campionato del mondo assoluto, quindi qui vengono tutti, sono tutti qua da settimane ad allenarsi e ci aspettiamo sicuramente un grande spettacolo, tantissimi atleti, tutti di livello altissimo e soprattutto l'inizio del secondo ciclo olimpico di questa disciplina, quindi ci dobbiamo aspettare sicuramente tante novità, tante nuove attrezzature, tanti, magari non tanti, però qualche nuovo atleta e delle prestazioni veramente entusiasmanti di questi ragazzi che ormai con la Formula Kite sono veramente sempre ai margini dei 40 nodi di velocità. La Sardegna ha sempre giocato un ruolo importante, è sempre stato un bel fulcro di questa comunità del kite che si è evoluto, che è diventato foil, che è diventato classe olimpica, che ha ospitato tantissime Coppe del Mondo e questa è la terza volta che abbiamo un mondiale assoluto, quindi tutto il mondo sarà qui a Cagliari a vedere le regate nel litorale di Quartu Sant'Elena per vedere chi sarà il nuovo campione del mondo. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna.
Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Benvenuti al convento di San Giuseppe, ai confini tra Cagliari e Pirri, un'istituzione nel sud Sardegna nel mondo della convegnistica, della ristorazione e dell'ospitalità dagli inizi degli anni '80. 20 secoli di storia racchiusi in 1500 metri quadri, un tempo circondata dalle paludi e prima porta d'accesso verso la città. Una realtà religiosa ma anche allevamento di cavalli che la famiglia Baire Carcangio ha trasformato in un luogo di accoglienza capace di poter apparecchiare per 1500 ospiti contemporaneamente. Tra giardini curatissime e piante mediterranee si aprono decine di sale dove per quasi mezzo secolo si è parlato di politica e di economia. Panorama Sardo è andato a far visita alla padrona di casa, da una vita ai vertici di AIDA, l'associazione delle donne dirigenti d'azienda, ma anche legatissima al mondo dell'artigianato e da oggi la numero 1 del gruppo donne della Federazione Pubblici Esercizi di Confcommercio Sud Sardegna. E anche oggi siamo in chiusura di trasmissione che abbiamo aperto con il consueto rendiconto dell'INPS annuale e poi siamo andati avanti con una serie di eventi, 2 festeggiamenti, i 70 anni del gruppo Cellino, l'anniversario delle acciaierie Marini e poi molto importante la notte dei ricercatori dell'Università degli Studi di Cagliari. Adesso in chiusura la protagonista è Luisa Carcangio. Perché?
perché nei giorni scorsi è stata eletta presidente, ma lei preferisce coordinatrice, delle donne di FIPE di Confcommercio Sud Sardegna. Cos'è FIPE? La Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi, che sono tanti, 1500 imprese solo nell'area del Cagliaritano, di queste un terzo al femminile. Qual è il programma di Luisa Carcangio? Il programma del nostro gruppo è quello di valorizzare il lavoro femminile, ma senza discriminazione. Non siamo né donne né uomini, si parla di donne perché se vogliamo occuparci di queste 500 licenze che però nascondono dietro le quinte una marea, un esercito di donne che lavorano in questo comparto. Quindi lei mi parla di 500 licenze, un terzo del totale. Esatto, è una presenza molto importante e peraltro in crescita. Le donne stanno acquisendo consapevolezza del proprio lavoro, stanno acquisendo anche consapevolezza del tempo che hanno a disposizione per il lavoro. Cosa ci vorrebbe? Un supporto da parte delle istituzioni, gli asili, la scuola. D'estate è il momento di massima operatività in una città che vorrebbe essere turistica e stiamo parlando di scuole chiuse, e stiamo parlando di campus limitati, e stiamo parlando di donne che corrono e hanno come al solito la cura della famiglia, la cura dei bambini, la cura degli anziani e il lavoro a tutte le ore, perché quando noi andiamo a prendere un caffè alle 6 del mattino troviamo una donna molto spesso e quella donna ha sistemato figli, compagno, marito, genitori e tutto quello che ha al seguito. Questo vogliamo fare, dare una consapevolezza che esiste un modo, esiste una sorellanza, esiste una necessità di supportare le persone che lavorano e questo lo chiediamo alle istituzioni. Perché è necessario fare una cultura d'impresa, ma non al femminile o al maschile, una cultura d'impresa, semplicemente dare ai lavoratori e alle lavoratrici le possibilità di essere sereni al lavoro e dare il massimo. Questo gli chiediamo, se vogliamo raggiungere l'eccellenza. Come tradizione di Panorama Sardo, quando presenta un protagonista in chiusura di trasmissione racconta anche la sua storia. Io conosco Luisa Carcangio alla metà degli anni 70 in tipografia perché io stampavo l'annuario economico della Sardegna e Luisa Carcangio aveva deciso che avrebbe fatto la pubblicitaria. Questa decisione presupponeva che si allontanasse dall'azienda di famiglia che era tra le industrie casearie più importanti dell'isola. Primo, perché avevi scelto di non seguire la famiglia nell'industria casearia, perché pubblicitaria? Perché avevo perso il mio papà a 11 anni e mezzo e questo mi aveva portato a pensare che volevo un'autonomia finanziaria veloce, immediata. Quindi la mia passione era l'arte, quindi ho fatto studi d'arte velocissima e ho aperto nel 1974 la mia prima azienda che si chiamava Studio Immagini, che ho tenuto in piedi per 27 anni, dove eravamo in pochi grafici e fotografi pubblicitari. Era un mondo meraviglioso che mi ha permesso di lavorare sui materiali. Allora i materiali da mettere insieme ancora oggi sono un insegnamento. I materiali di oggi cosa sono? Non sono solo gli ingredienti che vanno a tavola, che vanno serviti, sono le persone. L'ingrediente più importante sono le persone, che sono fornitori, sono clienti, sono ospiti, sono collaboratori. Siamo persone che si muovono in un comparto dove l'intelligenza artificiale è importantissima, ma è importantissima l'intelligenza emotiva, quella che ti fa trasferire empaticamente i bisogni dei tuoi ospiti e accontentarli. E voltiamo pagina, c'è stato un passaggio della vita dove la nostra protagonista ha lasciato il progetto della comunicazione, della pubblicità e per amore si è spostata in un altro settore. Cosa è successo? È successo che un bene bellissimo, un bene culturale che è il convento San Giuseppe, ha avuto bisogno di una rigenerazione di utilizzo
e quindi siamo passati dall'allevamento storico dei cavalli che curava mio marito Paolo Baire a un utilizzo differente. Siamo andati verso l'ospitalità, che è tra l'altro sacra per le nostre famiglie, quindi abbiamo piano piano portato dall'ospitalità dei cavalli e quindi il primo ristorante per il club di equitazione, siamo arrivati ad una ristorazione per grandi numeri, soprattutto per eventi, per convegni, matrimoni, feste private, sfilate, unione di banche, un lavoro bellissimo che affascina. Carcangio, come si fa a servire contemporaneamente una forbice che va da 600 a 1500 ospiti? Un po' bisogna respirare profondamente e tenere la calma, questo è fondamentale. E soprattutto l'organizzazione è sempre quella che paga e che garantisce il risultato. 1000 persone non sono niente altro che 4 gruppi da 250 persone, quindi lottizzandolo e affidandolo ogni gruppo a scaletta. Dipendono tutti da un unico maître, ma poi ogni gruppo dipende da un secondo maître, ogni secondo maître ha i suoi collaboratori e ogni chef de rang ha i suoi commis. È una scala di valori e di ruoli che poi dà il risultato di una squadra. Adesso per esempio per la fine del mese di ottobre state aspettando un gruppo importante, le donne del vino italiane. Le donne del vino italiane sono la passione del vino che mi ha portato a viaggiare moltissimo in Italia e anche all'estero, parlando di vino, parlando di storie di donne, parlando di cose straordinarie. E questo ha fatto innamorare le persone che incontro durante i viaggi tanto della Sardegna che, eccole qua, arrivano le signore più appassionate di una terra così insolita, che produce dei vini così straordinari da suscitare l'interesse e venire a trovarci per capire come li produciamo questi vini. E dove le porti? Le portiamo nel Sulcis, abbiamo questo straordinario patrimonio delle Domus de Janas che vanno visitate, dichiarata patrimonio dell'umanità e che è uno dei nostri orgogli del sud Sardegna, e poi li portiamo a coprire Luzon e quindi capire o quantomeno vivere l'emozione di una vita di ultracentenari. Capire qual è il segreto e, se è possibile, raccontare l'emozione che sta in un angolo di Sardegna così speciale. È chiaro che per conoscere la Sardegna non basta un viaggio, è necessario averne tanti e tanti, perché ogni angolo della Sardegna ha le sue peculiarità, il suo fascino e le sue emozioni, perché è un mondo talmente straordinario. E grazie a Lucia Pintore, che è stata la mia maestra insieme a Ernesto Collu, Lucia è stata la prima sommelier d'Italia e la quinta sommelier del mondo, quindi chi meglio di lei poteva portarmi da un mondo di astemi a un mondo di vino, ma non tanto la degustazione, il berlo, quanto le storie che stanno dietro le cantine, dietro le vigne, dietro la terra. E la terra è la mia grande passione. Io adoro la terra, il mare, la nostra terra, e quindi questo mi porta a raccontarla sempre più, a perpetrare le nostre tradizioni. Qui al convento raccontiamo gesti antichi, le pastaie, le dolciaie, perché noi casari, gli arrostitori, il casaro fa parte della mia prima vita, se vogliamo chiamarla così, e quindi è tutto dentro una storia che alla soglia dei 74 anni, devo dire, è abbastanza lunga. Resta una curiosità e stanno per partire i titoli di coda. Tutto questo patrimonio Luisa Carcangio a chi lo lascia? Beh, io ho 2 figlie, di cui una ha sposato ormai da 12 anni questa azienda e che veramente non solo mi sostituisce ma cresce con il patrimonio già costruito in termini di responsabilità, in termini di competenza, a cui lei aggiunge una laurea in economia.
E ho un'altra figlia che dopo aver girato il mondo, devo dire entrambe hanno girato il mondo, sono rientrate, e la figlia più grande è un'antropologa che ha girato il mondo, insegna all'università a Barcellona, ma è rientrata in Sardegna perché queste radici chiamano e soprattutto affascinano chi da lontano mette meglio a fuoco e capisce qual è il nostro immenso patrimonio. I giovani devono tornare in Sardegna. Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.